È scaduto oggi alle ore 12 il termine per la presentazione delle liste dei candidati a sindaco e dei consiglieri comunali nei nuovi comuni dove si andrà a votare in provincia di Agrigento, tra questi il comune capoluogo. Al via il 4 maggio la rottamazione delle cartelle del comune di Agrigento. Inaugurati a Licata i nuovi spazi espositivi a Castello Sant'Angelo, l'iniziativa del Parco Archeologico Valle dei Templi. Sequestrata dalla Guardia di Finanza di Agrigento una cantina abusiva a Palma di Montechiaro con oltre 9.000 litri di vino. Presentati gli atti dei convegni di studi navarriani al Libero Consorzio di Agrigento. Nasce il nuovo istituto di credito regionale, si chiama IRCA, dalla fusione tra l'IRCAC e la CRIAS. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 29 aprile mercoledì e sono scaduti oggi alle 12 i termini fissati per la presentazione delle liste dei candidati a sindaco e dei consiglieri comunali ad Agrigento. Stando alle ultime notizie che ci arrivano, sono stati presentati le liste di Fratelli d'Italia, dell'UDC e dell'MPA a sostegno del candidato Dino Alonge, quelli di Casa Riformista e del PD a favore di Michele Sodano, quelli della Lega e della DC e due civiche per il candidato a sindaco Luigi Gentile. E presentate ieri pomeriggio al Comune di Agrigento le due liste che fanno riferimento al partito di Berlusconi, sono quelle di Forza Italia e Forza Azzurri, le interviste ai rappresentanti elettorali Piero Marchetta e Giuseppe Accolla. Presentata la lista di Forza Italia qui ad Agrigento al Comune? Sì, abbiamo presentato una lista che è molto ricca, articolata sia sotto l'aspetto delle professionalità, delle categorie produttive che sono presenti e che anche sotto l'aspetto territoriale, perché tutta Agrigento è appunto rappresentata. Presentata la seconda lista di Forza Italia qui al Comune di Agrigento, Forza Azzurri. Ecco, parliamo un attimo di questa lista, perché la seconda lista come si caratterizza? È una lista fatta assolutamente di nuove proposte, tutti ragazzi, la maggior parte sono anche donne. Siamo orgogliosi di questi giovani che si sono messi a fare politica e che vogliono collaborare con un buon risultato per la città di Agrigento e consegnare finalmente il comune a una persona veramente in gamba e che poi rientranno a conoscere man mano col tempo, che è il candidato sindaco Dino Alonge, persona per bene che io conosco personalmente in quanto è un legale e con me è chiaramente un mio collega. Presentati oggi a Raffadali le tre liste per la candidatura a sindaco, sono quella di Ida Cuffaro, l'altra del Campo Largo di Sabrina Mangione e quella civica di Franco Milisenta. Sentiamo la prima, Ida Cuffaro, con la lista Dalla vostra parte con Ida Cuffaro. Sono contenta, ho una squadra a mio sostegno che mi accompagna ormai da più di un mese, mi sento accompagnata e sostenuta da questi ragazzi, partecipa al mio progetto una parte di esponenti della vecchia amministrazione, consiglieri che hanno uscenti, assessori uscenti che hanno deciso di spendersi ancora una volta per il nostro paese e poi una gran parte di ragazzi, di giovanissimi che porteranno un contributo secondo me essenziale alla Raffadali del domani, alla Raffadali che vogliamo e di cui sono molto fiera, devo essere sincera. Sono contenta del lavoro che abbiamo fatto fino a qualche minuto fa, quando abbiamo presentato la lista finalmente nelle mani del segretario comunale. Sono stata fuori a studiare, ho studiato a Palermo all'Università Pubblica di Giurisprudenza, poi sono stata anche fuori in Erasmus un anno a completare il percorso di studi, poi ho deciso di ritornare a Raffadali, ho deciso di vivere qui, di crescere qui la mia famiglia, sono mamma di 3 bambini che frequentano le scuole di Raffadali e ho deciso di rimanere. Questa mia situazione mi ha spinta appunto a candidarmi come sindaco di Raffadali perché credo nella mia Raffadali, sono da più di 25 anni nell'associazionismo
giornalismo, sono qui anche a sostegno di una serie di associazioni italiane, a sostegno della ricerca. Ecco, io sento di essere parte di Raffadali da sempre e adesso voglio spendermi per la gente di Raffadali perché credo fortemente nelle potenzialità del mio paese, sui giovani soprattutto. Uno dei primissimi punti del programma infatti è la consulta giovanile. I giovani non sono soltanto il domani di Raffadali, sono la Raffadali di oggi. Dobbiamo coinvolgerli e dobbiamo renderli partecipi nelle scelte. Istituiremo da subito la consulta giovanile rivedendo il regolamento che è già esistente a Raffadali e faremo tutto quello che serve, la procedura per iniziare un lavoro e una collaborazione con questi giovani che devono avere il loro spazio. Destineremo anche in bilancio delle somme affinché possano gestire, iniziare a scegliere per loro e per i loro coetanei e quindi dare comunque un'impronta assolutamente giovanile alla nostra amministrazione e a quello che sarà di Raffadali. Allora, ai Raffadali Sindecisi dico, se avete indecisioni sul mio conto sono a disposizione per qualsiasi discussione, qualsiasi dialogo, sono aperta a tutto, disponibile, presente da sempre, mi troverete ovunque per ora in questo periodo soprattutto, sarò un sindaco, ripetiamo il termine, mi piace, presente e prossimo. La prossimità ai miei concittadini è stata da sempre, diciamo, una delle mie caratteristiche, da oggi in poi sempre di più perché non sarò impegnata nel mio lavoro che mi ha vista appunto in corso negli ultimi anni, sarò esclusivamente per la mia Raffadali, se sarà, chiuderò l'aspettativa e mi dedicherò solo alle attività comunali. E adesso l'altra candidata a sindaco al comune di Raffadali per il Campo Largo è Sabrina Mangione, attuale segretaria del PD, sostenuta dal PD, Socialisti Italiani, 5 Stelle, Controcorrenti, Alleanza, Verdi e Sinistra. L'intervista. Bene, innanzitutto voglio ringraziare chi mi sta appoggiando. Io sono candidata del PD e mi sostengono il Controcorrente, 5 Stelle, i Socialisti Italiani ed Alleanza Verdi e Sinistra. La nostra è una candidatura, è un programma di rottura e di alternativa. Immaginiamo che Raffadali, dopo una stasi di 20 anni in cui abbiamo avuto sempre le stesse logiche, le stesse persone, lo stesso modo di agire e di amministrare, prospettiamo un metodo diverso, volti nuovi e un progetto alternativo. Quello che vogliamo è una Raffadali pulita, una Raffadali sicura e promettiamo competenza, conoscenza, trasparenza, coraggio e ascolto. Ecco, abbiamo una visione di Raffadali in cui la casa comunale diventa la casa di tutti, in cui i cittadini si sentano protagonisti per l'affermazione dei diritti della cittadinanza e per promuovere la partecipazione sociale. Nel nostro programma vengono trattati tutta una serie di argomenti, ma quelli che mi stanno più a cuore sono quelli delle fasce più deboli, delle persone più fragili. Noi infatti poniamo l'attenzione agli anziani, poniamo l'attenzione alle persone con disabilità, vogliamo i giovani e anche l'idea che l'amministrazione, che il sindaco debba servire, abbiamo una visione di una società in cui tutti sono chiamati a essere partecipi e che non lascia indietro nessuno. Un'ultima cosa e poi chiudo: abbiamo posto particolare attenzione alle scuole e alla mensa, al villaggio della gioventù e alla cultura, perché siamo convinti che cultura, sport e i diritti sociali devono essere necessariamente i posti al primo passo. Io sono candidata in quanto, l'ho detto anche nei miei precedenti comunicati, sono una professionista, sono un'avvocata, sono un dirigente di partito e già consigliere comunale a fare segretario del Partito Democratico. Mi sono candidata perché penso che Raffadali abbia bisogno di aprire un nuovo capitolo, una nuova pagina, e penso che noi io con la mia squadra sia di consiglieri sia di assessori, tutti gli assessori provengono da mondi diversi che sono tutti rappresentati. Il mondo giovanile abbiamo Suelia Mattana, il mondo dell'associazionismo Maria Alfonsa Dominici, il mondo delle professioni c'è Stella Vella e poi abbiamo Ismaele Lavardera che in questo momento guida questo movimento
di protesta in cui immagina una Sicilia diversa. C'è tutta una serie, Nino Rantisi che rappresenta il mondo dei socialisti, ma anche il mondo del giornalismo, e quindi abbiamo messo insieme questa squadra perché vogliamo proporre questo progetto alternativo che attraversi tutte le fasce sociali della cittadinanza, in modo che tutti si sentano rappresentati. Che è tempo di scegliere, è tempo di cambiare. A testa alta, Raffadali libera. E sempre a Raffadali scende in campo per la candidatura a sindaco Franco Milisenda con una lista civica chiamata Raffadali Rinasce. L'intervista. Questa è la soluzione che secondo me dovrebbe essere presa in considerazione da tutti i cittadini. Bisogna sorpassare, abbandonare il vecchio sistema elevando le condizioni economiche della nostra comunità, investendo nei vari settori, che può essere quello commerciale, quello agricolo e così via discorrendo, in maniera tale da superare quelle condizioni di precarietà che portano a concepire un sistema che ovviamente è oggettivamente ha portato solamente a delle situazioni fallimentari. Quindi sulle macerie bisogna costruire una nuova Raffadali, quindi una nuova Raffadali che rinasce all'insegna della comunità. L'interesse preminente dovrebbe essere e dovrà essere quello dell'interesse generale della nostra comunità. Non mi stancherò mai di ripetere comunità. Forse noi siamo singoli cittadini, ma ancora non abbiamo acquisito la vera essenza di comunità. Io invito tutti i cittadini a darmi un sostegno per superare questa fase. Forse esagero, però la prossima tornata elettorale dovrà decidere quale sorte dovremmo dare a Raffadali, se continuare col vecchio sistema oppure Raffadali rinasce. Ecco, questo è il simbolo e quindi invito tutti a sostenere questa nuova idea di Raffadali. I giovani saranno chi voglia intraprendere qualsiasi attività, sia commerciale, artigianale e così via discorrendo, dovranno essere supportati da professionisti a carico del comune che individueranno le strategie adatte per poter intraprendere e quindi creare immediatamente una ricaduta occupazionale in virtù dell'idea presentata, che sarà vagliata dai professionisti e quindi sarà consegnata chiave in mano l'idea e quindi poter iniziare a produrre reddito. E votare Milisenda perché è la novità assoluta, perché io non vedo altre soluzioni che possano competere con l'idea nuova di Raffadali. Quindi Raffadali rinasce anche in questo senso, cioè votare per chi ha le idee per migliorare le condizioni generali della nostra comunità. E per il comune di Ribera sarà una sfida a 4 per la poltrona di sindaco. In campo scendono il deputato regionale Carmelo Pace, Maria Rosaria Provenzano, Riccardo Romano ed Eunice Palminteri. A Siculiana saranno 2 gli aspiranti sindaco, l'uscente Peppe Zambito con la lista elettorale Orizzonte Comune, con i 12 aspiranti consiglieri comunali. Zambito ha anche designato 3 assessori, si tratta della psicologa Angelo Indelicato, dell'impiegato Antonio Vaccarella e della docente Maria Chiara Mulè. L'altro corrente è Santino Lucia, con la lista elettorale Futura, composta da 12 aspiranti consiglieri comunali. Lucia sfiderà il primo cittadino uscente Giuseppe Zambito. Santo Lucia ha designato quali assessori Vincenzo Modicamore e Floriana Palma. Passiamo ora al comune di Agrigento, al via la rottamazione delle cartelle a partire dal prossimo 4 maggio. Il nostro servizio. Ad Agrigento lunedì prossimo 4 maggio alle ore 11 nei locali della Biblioteca Comunale Franco La Rocca sarà presentata agli addetti ai lavori la piattaforma telematica per la gestione in modo strutturato, digitale e conforme alla normativa vigente della definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026 e disciplinata dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 8 aprile, rottamazione delle cartelle.
Si prevede l'accesso alla piattaforma dal sito istituzionale del Comune di Agrigento con autenticazione tramite lo SPID e la possibilità di visualizzare la posizione debitoria, la modalità di pagamento in unica soluzione o rateizzazione, nonché di selezionare il numero delle rate consentite dal regolamento. Si potrà simulare in tempo reale l'importo delle rate per valutare la sostenibilità del piano di rateizzazione e inoltrare l'istanza di adesione compilata direttamente al Comune di Agrigento. Nel comunicato stampa il sindaco invita a partecipare i consulenti, le organizzazioni di assistenza ai contribuenti, CAF, commercialisti, intermediari a cui è riservato l'accesso tramite un apposito modulo che consentirà di operare per conto dei contribuenti. E si è tenuto a Castel Sant'Angelo di Licata l'evento inaugurale di un ambizioso progetto museale e scientifico promosso dal Parco della Valle dei Templi di Agrigento in collaborazione con il Comune di Licata e tante associazioni culturali della città. La cerimonia ha visto la partecipazione del direttore del parco Roberto Sciarratta e del primo cittadino di Licata Angelo Balsamo. Le interviste. Sì, Licata è stata sempre dall'inizio il nostro pensiero culturale per ridare a questo territorio, che è ricchissimo di archeologia e di bellezze, di ridare il posto che giustamente meritava, e quindi non solo modernizzazione con sale nuove al Museo dell'Abbadia e con la sala della didattica, ma qui al castello con l'aiuto del gruppo di archeologia licatese, con l'aiuto di Toscano Raffa, che già con Concetta Parello erano gli autori degli scavi di Finziere, che in questi anni hanno arricchito di scoperte nuove quest'area, e quindi abbiamo pensato oggi di poter riaprire parte delle sale che erano inutilizzate, non solo con un laboratorio didattico dove ci troviamo ora, ma con un'esposizione curata dall'architetto Cipriano, che ci ha dato questo meraviglioso dono di ricostruzione di una parte di Licata, dei suoi castelli, con dei modelli in scala eccezionale che fanno parte di un piano di visita e di visualizzazione che offriamo ai turisti. A margine della giornata di oggi abbiamo firmato la convenzione tra il Comune Licata e il Parco della Valle dei Templi, è una convenzione che regola la modalità di uso anche in relazione al bigliettamento dei nostri siti culturali, ma che il Comune ha ampliato mettendo a disposizione di un itinerario di visita più ampio i propri luoghi culturali che non erano gestiti dal Parco, come i rifugi antiaerei che si trovano proprio nel basso di questo promontorio dove è ubicato il castello, e che quindi questo permetterà tra Badia, Castello, Stagnone Pontillo, strutture di ricovero, un percorso molto più ampio, e quindi siamo felici che questo sia avvenuto attraverso una convenzione a cui lavoriamo da diversi mesi e che oggi abbiamo firmato, in modo tale che possano partire le nuove progetti di visita ampia nel territorio di Licata. L'accordo che abbiamo sottoscritto oggi con il direttore del parco, dottore Sciarratta, è ampio respiro, perché ci consente di cogestire tutti i siti di rilevanza archeologica che esistono a Licata e di metterli in una bella vetrina. La collaborazione è assolutamente importante e proficua, perché ci apre notevoli spazi che allo stato attuale erano preclusi e ci consente praticamente di guardare il futuro e la valorizzazione di questi siti con grande ottimismo. Un grazie di cuore va al dottore Sciarratta, lungimirante nella sua azione, concreto e pratico in tutto quello che realizza. Al via la nuova misura a favore delle imprese siciliane danneggiate dal ciclone Henry e dalla frana di Niscemi. La Regione, tramite l'assessorato dell'economia, rafforza così il proprio impegno a sostegno del tessuto produttivo locale con l'attivazione di un pacchetto integrato di agevolazioni che combina finanziamenti a tasso zero
contributi a fondo perduto a valere sul Fondo Sicilia gestito da IRFIS. Sentiamo il merito il Presidente della Regione, Renato Schifani. A soli 3 mesi dagli eventi devastanti causati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, il mio governo mantiene gli impegni e passa alla fase 2, quella della ricostruzione e della ripartenza. Dopo aver già pagato con la prima fase 12 milioni di euro alle imprese che hanno subito danni, oggi mettiamo in campo un nuovo intervento forte e concreto. Si tratta di finanziamenti fino a 400.000 euro per ciascuna azienda, coprendo fino al 100%, ripeto 100% degli investimenti necessari. 60% a tasso zero, 40% a fondo perduto. Noi vogliamo e siamo determinati a dare ossigeno immediato al nostro sistema produttivo, aiutare gli imprenditori a rialzarsi e restituire lavoro e futuro ai territori colpiti. Andiamo avanti senza lasciare indietro nessuno, con determinazione, con fermezza, con convinzione. E per la cronaca, scoperta e chiusa dalla Guardia di Finanza di Agrigento una cantina completamente abusiva presso un'azienda agricola di Palma di Montechiaro, sotto sequestro anche 8.000 litri di vino di servizio. Scoperta a Palma di Montechiaro una cantina completamente abusiva presso un'azienda agricola di Palma di Montechiaro. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento e gli ispettori dell'ufficio ICQRF Sicilia, nell'ambito delle attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, hanno eseguito nelle ultime settimane una serie di controlli congiunti nel settore vitivinicolo della nostra provincia. L'operazione ha interessato l'intero territorio provinciale ed è stata orientata a individuare pratiche fraudolente nella commercializzazione di vini a denominazione di origine, con particolare attenzione all'illecita rivendicazione di marchi DOP e IGP, all'impiego di uve e mosti non conformi ai disciplinari di produzione e alla falsa attestazione della provenienza geografica. L'opificio clandestino, situato a Palma di Montechiaro, era totalmente privo delle autorizzazioni sanitarie obbligatorie per la produzione e la conservazione di alimenti e bevande destinati al commercio, nonché ai requisiti igienico-strutturali richiesti dalla normativa vigente. Per tali motivi i locali della cantina sono stati dichiarati non idonei all'attività e ne è stata disposta l'immediata chiusura. Nel corso dell'intervento congiunto, i finanzieri della Tenenza Delicata e gli ispettori dell'ICQRF Sicilia hanno sottoposto a sequestro oltre 8.000 litri di vino, sia sfuso che imbottigliato, completamente privo di tracciabilità e di certificazioni d'origine. Sono state contestate le relative violazioni amministrative. I risultati conseguiti confermano l'efficacia del modello operativo adottato, che ha visto la Guardia di Finanza, unendo capacità investigativa e competenze tecnico-ispettive con l'ICQRF, a garanzia delle denominazioni di origine, della leale concorrenza e della trasparenza verso i consumatori. Il settore vitivinicolo rappresenta una delle espressioni più riconoscibili del Made in Italy nel mondo. Difenderlo da filiere illecite e produzioni abusive significa preservare non soltanto il valore economico delle imprese oneste, ma anche la reputazione internazionale di un patrimonio produttivo e culturale che affonda le radici nella storia e nel nostro territorio. È l'ex parlamentare Simona Vicari, assolta dal Tribunale di Trapani. L'orologio di valore non uno scambio ma un regalo di Natale. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Il Tribunale di Trapani, presieduto da Cristina Carrara, ha assolto con formula piena l'ex senatrice ed ex sottosegretario di Stato Simona Vicari, finita nel registro degli indagati a maggio del 2017 nell'operazione Mare Nostrum per l'ipotetico reato di corruzione. Un'inchiesta scaturita su presunte tangenti negli appalti per collegare le isole minori siciliane, e ad onor di cronaca, fra gli eccellenti coinvolti, l'ex sindaco di Trapani Girolamo Faccio e l'armatore
l'armatore Ettore Morace. Al centro del coinvolgimento della Vicari un orologio di valore stimato oltre 5.000 euro, ricevuto secondo l'accusa da parte del Morace a seguito di un emendamento approvato che avrebbe agevolato commercialmente proprio lo stesso armatore. Ne scaturirono allora le dimissioni dal sottosegretariato al Ministero delle Infrastrutture del governo dell'epoca guidato da Gentiloni. Le veniva contestato di avere presentato, dicevamo, un emendamento alla finanziaria del 2017 che prevedeva il collegamento navale veloce cosiddetto a corto raggio, un'IVA imposta sul valore aggiunto al 5% e quindi un ipotetico vantaggio alla compagnia di navigazione trapanese della famiglia Morace. Con il pronunciamento del Tribunale di Trapani il fatto non sussiste. L'imputata, difesa dagli avvocati Roberto Mangano ed Enrico Sanseverino, si è difesa spiegando di averlo sempre considerato un regalo di Natale e se l'armatore, si legge in cronaca regionale, aveva altre idee, il tutto sarebbe avvenuto ad insaputo della stessa. Ad onor del vero, nel pieno del clamore mediatico di quelle settimane scaturito dall'inchiesta, l'ex senatrice Vicari si presentò presso la Procura della Repubblica di Palermo per consegnarlo. Condannata invece ad 8 anni l'ex dirigente regionale dell'assessorato alle infrastrutture e mobilità Salvatrice Severino, uno dei personaggi chiave dell'indagine che, stando sempre all'accusa, avrebbe stretto un accordo per avvantaggiare l'armatore con dei bandi di affidamento per il servizio di collegamento marittimo pubblico in cambio di oggetti preziosi. Sia la presidenza della regione che l'assessorato ai trasporti e il Ministero delle Infrastrutture si erano costituiti parte civile. Simona Vicari è in atto, consulente del presidente della regione siciliana Renato Schifani. Parrebbe essersi politicamente formata da giovane sotto la scuola del socialdemocratico Carlo Vizzini, ma è stata anche sindaco di Cefalù e assessore al comune di Palermo. E sempre per la cronaca, a Castiglione di Sicilia per l'omicidio Florio, 3 fermi a Catania e Messina, i colleghi di Messina. Una rapida e coordinata azione investigativa tra le procure di Catania e Messina ha portato nella tarda serata di ieri al fermo di 3 persone sospettate di essere coinvolte nell'omicidio e nella soppressione del cadavere di Giuseppe Florio, 66enne, originario di Giardini Naxos. Il caso è scoppiato la mattina del 26 aprile, quando un passante ha rinvenuto il corpo della vittima in località Mitogio, nel comune di Castiglione di Sicilia. Il cadavere era stato avvolto in un lenzuolo e in sacchi di plastica, un dettaglio che ha immediatamente suggerito agli inquirenti che l'omicidio fosse avvenuto altrove. Il coordinamento tra le forze dell'ordine ha permesso di ritrovare poco dopo in località Santa Venera, Taormina, la Fiat Panda della vittima completamente carbonizzata. Le indagini si sono concentrate sulla cerchia di conoscenze di Florio, portando i carabinieri a un'abitazione nel complesso di edilizia popolare di Trappitello, Taormina. Grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza e ai rilievi del RIS, sono stati emessi decreti di fermo per 3 persone. Un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, di Palagonia, e la sua compagna di 50 anni accusati di omicidio e soppressione di cadavere. Una donna di 53 anni, ospite della coppia, indagata per la sola ipotesi di soppressione di cadavere. Secondo le ricostruzioni, l'aggressione violenta sarebbe avvenuta proprio all'interno dell'abitazione dei 2 conviventi, dove sono state recuperate numerose tracce ematiche. L'operazione è stata siglata dai procuratori della Repubblica Francesco Curcio, Catania, e Antonio D'Amato, Messina. I provvedimenti di fermo dovranno ora essere vagliati dal GIP del Tribunale di Messina per la convalida. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati sono da presumersi innocenti fino a una sentenza definitiva di colpevolezza. Linea alla regia per la pubblicità. E nel segno di Navarro, presentati ieri alla Sala del Libero Consorzio di Agrigento, gli atti del convegno di studi navarriani. Ha seguito per noi l'evento Margherita Trupiano, il servizio. Perché possa appunto... Nel segno dei Navarro è stato il libro presentato ieri che raccoglie gli atti dei convegni di studi navarriani. Noi abbiamo intervistato autori e curatori. Intenta
attività alla quale l'archivista Federico Santo partecipa da un paio d'anni attraverso il contest letterario Ispirazioni d'archivio rivolta alle scuole. Il merito certamente di questa iniziativa, anche di questa presentazione della pubblicazione del volume, è da legare all'inesausta attività del professor Enzo Randazzo e della professoressa Gisella Mondino, che da anni coordinano le attività legate al Premio Internazionale Navarro e al Convegno di Studi. È molto bello che oggi si sia potuto dare questo segno tangibile di questa attività nel segno dei Navarro, perché certamente la pubblicazione rappresenta un punto di partenza per chiunque voglia intraprendere studi sulla figura di Emanuele Di Vincenzo Navarro, ma è soprattutto un segno tangibile che resta di questa intensa attività culturale sul nostro territorio. Professore Randazzo, lei ha sottolineato l'importanza di Navarro anche come scrittore minore, un passaggio molto interessante del suo racconto. Sì, perché Navarro senza dubbio lo troviamo giornalista, organizzatore del mondo culturale, che lancia il verismo in Italia attraverso provenendo da questa sua esperienza francese, ma è anche uno scrittore di grande livello, pur essendo minore per il successo ricevuto. Nella sostanza Navarro è autore con la Nana del primo romanzo realista della letteratura italiana, perché la Nana esce 2 anni prima degli scritti veristi di Verga e di Capuana, ed è anche autore di un messaggio, quello di una società siciliana che guarda al futuro, all'Europa, e quindi supera i suoi limiti di tradizionalità, di vendetta, così descritti per esempio nella cavalleria rusticana di Verga, per lanciare invece problematiche di inquietudine, di sensibilità quasi novecentesca che precorrono non solo il verismo ma anche il perandellismo. Professoressa Mondino, un grande lavoro di ricerca. Nel suo intervento ha piacevolmente sottolineato quanto all'interno di questo libro ci sia un po' di tutto, e atti inediti e anche momenti di riflessione assolutamente innovativi. Ci dica sinteticamente qualcosa. Sì, in questo volume sono raccolti degli studi che sono stati condotti sia da professori universitari dell'Università di Palermo o dalla Fondazione Verga o da docenti liceali che negli anni ci siamo occupati di Navarro. C'è anche una raccolta di documenti, di lettere che abbiamo potuto trovare presso la Biblioteca Navarriana o anche la Biblioteca Aurelio Castar di Sciacca, legata a entrambi Navarro, ma soprattutto, o ancora di più, contiene anche dei saggi scritti da alunni che si sono ispirati al Navarro, in particolare ad Emanuele Navarro e al suo romanzo La Nana, e hanno colto l'occasione per dire la loro contro il patriarcato e rivendicare il diritto delle donne a decidere della propria vita. Seconda Assemblea Nazionale contro le mafie e corruzioni, 2 giornate dense di confronto, memoria, approfondimento e impegno comune. L'evento a Palermo, nell'Aula Bunker, i colleghi di Palermo. Un momento particolarmente complesso per la Sicilia e per Palermo. La terza Assemblea Nazionale contro la mafia e la corruzione corrisponde sempre a un momento delicato, della nostra città, perché ricordiamo in questi giorni naturalmente l'omicidio di Pio La Torre. Questa Assemblea Nazionale in particolare si inserisce dentro un contesto naturalmente nazionale, internazionale delicatissimo, di cui nessuno di noi conosce gli esiti. L'imprevedibilità della situazione è veramente lascia molto perplessi e quindi molto preoccupati di tutti. La lotta alla mafia e alla corruzione, che in questi anni è stata un po' derubricata come tema anche dalla politica, pensando che probabilmente appartenesse in qualche modo a un tempo remoto, è invece centrale nell'agenda del sindacato della CGIL, perché attorno naturalmente agli interessi della finanza, delle armi, della droga, naturalmente degli appalti, dei subappalti, c'è un interesse politico, affaristico, mafioso che purtroppo interessa tutto il paese. Un momento particolarmente difficile soprattutto per questa città, sembra che si stia tornando indietro nel tempo.
Non c'è dubbio. Per la verità lo denunciamo da tempo di una pericolosa sottovalutazione, di un ritorno ad una sorta di convivenza col fenomeno mafioso nelle sue diverse forme di espressione. Oggi assistiamo ad una ripresa di un'attività violenta. Gli episodi di Sferacavallo testimoniano che la mafia torna a definirsi, a farsi riconoscere nel territorio attraverso l'uso delle armi, anche armi potenti, armi da guerra. E se questo succede è perché pensano di poter tornare a quell'epoca in cui dominavano incontrastati nei nostri quartieri. Quindi c'è la necessità di rilanciare anche una strategia di reazione civile, perché non bastano le forze dell'ordine, non basta, diciamo, l'azione repressiva, serve, come dire, che il territorio abbia consapevolezza che la mafia sta cercando di tornare a comandare le nostre vite, sia attraverso le estorsioni, ma anche, oltre che la droga, attraverso quell'arma assai diffusa che si chiama corruzione e che vede nella capacità di acquisire cuore e cervelli delle persone in cambio di moneta, ma anche in cambio di paura. E nel settore del credito bancario è stata completata la fusione tra l'istituto IRCAC e la CRIAS. Il nuovo istituto bancario si chiama IRCA, è pienamente operativo. Per il presidente Schifani miglioriamo l'offerta creditizia per gli artigiani e le cooperative. Il servizio. Con l'accorpamento definitivo tra l'IRCAC e il CRIAS diventa pienamente operativo in Sicilia l'Istituto regionale per il credito agevolato, denominato IRCA, il nuovo ente pubblico economico della regione siciliana che sostiene imprese artigiane e società cooperative, prevede per il 2026 ricavi stimati superiori ai 16 milioni di euro e un margine operativo lordo atteso di quasi 5,4 milioni. L'atto di fusione è stato firmato ieri nella sede dell'Istituto a Palermo alla presenza del presidente Schifani e dell'assessore all'attività produttiva Edi Tamaio e del commissario straordinario dell'Istituto Roberto Rizzo. IRCA avrà il compito non solo di agevolare le imprese cooperative e gli artigiani nell'accesso al credito, ma anche di affiancarli, sostenerli e promuoverne l'attività. Al nuovo istituto di credito inoltre viene affidata una quota di fondi strutturali europei per sostenere le nuove iniziative cosiddette start-up. Attualmente IRCA è guidato dal commissario straordinario Roberto Rizzo, mentre tramite la procedura concorsuale è stato scelto come direttore generale Giacomo Terranova. Al momento della fusione, avevamo detto, erano presenti Schifani e l'assessore Tamaio, che hanno affermato miglioriamo l'offerta creditizia per artigiani e cooperative. I numeri della nostra finanza, le maggiori entrate, la crescita sono sotto gli occhi di tutti, non stiamo mai fermi un minuto, lavoriamo per i siciliani, registrando anche la condivisione delle società di rating estere che ci promuovono per la tenuta dei conti e anche il risanamento degli stessi conti. Oggi è una giornata che crea un tassello di crescita di quella che è l'attività imprenditoriale economica, di finanziamento a chi vuole investire naturalmente e che guarda al territorio con molto interesse. Vi sono tanti interessi anche dall'estero, abbiamo velocizzato le procedure, siamo attrattivi, questo lo dicono gli operatori stranieri, non soltanto quelli siciliani e quelli italiani. Oggi nasce IRCA, che è la fusione di due istituti, di CRIAS e di IRCAC. Se ne parla da molti anni. Oggi abbiamo proprio convocato il notaio per concludere il processo di fusione. È un ente pubblico economico che sarà a disposizione del mondo della cooperazione, del mondo degli artigiani, per dare credito, per dare attività di impulso e di supporto alla nascita di nuove imprese che si occupano di cooperazione e di artigianato. Per cui, come dire, per noi è un momento importante perché diamo seguito a una legge del 2018, siamo nel 2026, dopo ben 8 anni devo dire che nasce questo istituto. Noi ci abbiamo lavorato da 2 o 3 anni e devo dire che non è stato semplice arrivare a questo percorso, però siamo contenti perché
ripeto, nascerà un nuovo istituto che darà impulso e darà credito alla cooperativa e agli artigiani. Per 3 weekend dal 9 al 24 maggio oltre 50 piccoli comuni siciliani si trasformano in un grande circuito diffuso cultura e scoperta. Torna per la 6ª edizione Borghi dei Tesori Fest, il progetto della Fondazione Le Vie Tesori e l'associazione Borghi dei Tesori, che punta a valorizzare piccoli luoghi poco conosciuti e contrastare lo spopolamento delle aree interne. I colleghi di Palermo. Il festival coinvolge oltre 50 comuni. Ecco, quali sono le principali sfide di quest'anno del festival? Ma intanto devo fare i complimenti alla Fondazione La Vie Tesori, perché anche quest'anno ha messo in piedi un'iniziativa molto importante che è appunto il Festival del Borghi. Peraltro è un segmento turistico nuovo che sta investendo la Sicilia e non soltanto la Sicilia. Palermo ne è protagonista con la provincia e con tutti i borghi che ci sono nella provincia di Palermo. E grazie a questa iniziativa c'è il rilancio dei borghi, che è molto importante per l'economia e per il turismo dei borghi stessi. E quindi complimenti alla Fondazione Le Vie Tesori e buon festival a tutti. Qual è il significato di questa 6ª edizione e quali saranno le principali novità rispetto alle altre precedenti? Il significato è sempre quello di dire che questi piccoli comuni custodiscono dei tesori straordinari, ed è anche il voler dire a chi in questi piccoli comuni ci abita che questi tesori li devono vedere, valorizzare, conoscere, amare, che è il presupposto poi per raccontarli ai visitatori che arrivano. Le novità sono tante, perché sono davvero luoghi che ogni anno sorprendono perché tirano fuori altre cose, esperienze in laboratori artigianali, tour nella natura, metteremo anche le mani in pasta in diversi laboratori che si occupano di cibo, insomma sarà un'esplorazione di una Sicilia molto forse meno conosciuta, delle destinazioni tradizionali, perché non ha meno interesse degli altri luoghi forse ancora più celebrati o più famosi. Anche quest'anno riproponiamo questo evento che per noi è fondamentale, appunto il Borghi Tesori Feste, con la tappa presso la città di Bustonaci, e lo facciamo attraverso anche delle nuove chicche, perché nel mantenere alcune specificità degli anni scorsi, in realtà quest'anno apriremo la Porta del Sole, che verrà adottata dai bambini della scuola dinamica che abbiamo sul nostro territorio, e poi in particolare quest'anno apriremo una postazione di avviso antiaereo della Seconda Guerra Mondiale che verrà allestita con le suppellettili originali del tempo, e quindi ci sarà l'opportunità per chi vorrà ovviamente di inserirsi in un anfratto naturale che è totalmente mimetizzato dalla natura e da come è stato ricostruito in pietra viva, e quindi ci sarà l'opportunità, ecco, di rivivere addirittura leggendo la frase originale che caratterizzava quel luogo, che è resistere ad oltranza. Quindi credo che sia un'esperienza immersiva, un'esperienza fortemente identitaria del territorio, certamente turistica, a servizio appunto di tutti questi visitatori che vorranno frequentare dal 16 al 7 maggio il borgo di Bustonaci. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.